Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Siamo con la nostra ospite, a cui facciamo anche i nostri auguri e complimenti, perché Elisa Venturini, da sindaco di Casalserugo, rampante, piena di volontà, di energia, adesso è vicepresidente dell'ANCI del Veneto. Sì. Quindi una carica anche prestigiosa, vista e considerata anche la giovanissima età, quindi ci fa anche estremamente piacere. Grazie. Una carica che richiede tantissimo impegno, tantissima energia, più che mai in questo periodo. E noi abbiamo il piacere di averla perché questi 3 giorni del fine settimana, fino a venerdì se non erro, è in corso a Milano l'Assemblea Nazionale dei Comuni d'Italia. Verrà riconfermato o nominato il nuovo presidente nazionale, adesso è Fassino, quindi staremo a vedere se sarà una riconferma o meno, come la pensate anche voi, ma saranno anche fissati degli aspetti che dovranno essere affrontati, risolti o meno, staremo a vedere ovviamente con il governo. Ci sono diversi punti all'ordine del giorno e molto importanti. Innanzitutto 1,2 miliardi di tagli richiesti dalla legge di stabilità, oltre ai 300 milioni precedenti, per cui questo lei l'ha già sottolineato nella sua recente visita a Roma, ha ribadito questo concetto. E poi da gennaio nuovi sistemi di contabilità per i comuni, non credo che sia una cosa anche molto semplice da organizzare, e una richiesta importantissima che viene dal Veneto, ma non viene soltanto perché lei è stata coinvolta in primis come sindaco quando è stata appena eletta, quindi il problema della sicurezza idraulica. Non solo dal Veneto, ma adesso c'è anche la Liguria, poi c'è la Toscana, un po' tutta Italia è coinvolta, il problema della deroga al patto di stabilità, che più che mai diventa importante e urgente per quei comuni che sono stati virtuosi e che quindi hanno anche un residuo di bilancio significativo a cui poter attingere. Però deroga che deve essere data a tutti i comuni indistintamente, perché tutti quelli che ne hanno bisogno hanno l'urgenza di fare determinate opere, hanno bisogno anche di finanziamenti. E poi ci sono anche altre novità, altri aspetti molto importanti che riguardano i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che fine fanno, le amministrazioni come devono organizzarsi, insomma ci sono diversi aspetti che vorrei che affrontassimo insieme. Prima, siccome non può essere anche qui con noi e con lei la Presidente, anche lei di nuova elezione, Maria Rosa Pavanello, nuova Presidente dell'ANCI del Veneto, noi l'abbiamo intervistata, quindi seguiamo insieme l'intervista, poi andiamo a commentarla, ad aggiungere tutti questi aspetti importanti insieme. Volentieri. Maria Rosa Pavanello, Presidente ANCI Veneto. Da giovedì a venerdì, Assemblea Nazionale ANCI a Milano. Quali le tematiche che affronterete? Beh, le tematiche sono quelle proprio del momento, ma che sono state negli ultimi anni le più calde, ovvero il patto di stabilità, l'autonomia fiscale dei comuni, i nuovi fondi assegnati alle aggregazioni di città, quindi i fondi europei, come trovare risorse e anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Questi sono un po' i temi su cui oggi i comuni sono chiamati a dare risposte e risposte immediate. Una battuta sulla legge di stabilità? Beh, abbiamo già detto come ANCI Veneto che siamo molto preoccupati. Credo che in questi giorni appunto ci sarà il secondo incontro tra l'ANCI nazionale e il governo per vedere rispetto all'1,2 miliardi di tagli come applicarlo e se proprio deve rimanere i tagli alla spesa corrente. È quello che ci preoccupa di più, perché noi come ANCI Veneto abbiamo ribadito che non vogliamo tagli lineari, ma tagli rapportati appunto ai costi fabbisogni standard, per cui i comuni virtuosi, giusto per usare una semplificazione, dovrebbero avere e vedere dei benefici, perché altrimenti se non c'è più nulla da tagliare, com'è possibile ancora tagliare la spesa corrente? Se un servizio ha un costo e il comune ha già operato in tal senso, non può tagliare, taglia il servizio. Le chiedo com'è l'attuale situazione dei comuni, come diceva lei, comuni virtuosi e alcuni un po' meno. La stragrande maggioranza dei comuni del Veneto possono essere classificati tra i comuni virtuosi, per cui c'è una stanchezza, come dire, qui al nord e nel Veneto, di vedere che i comuni hanno già fatto tanti sacrifici, non c'è più nulla da sacrificare, ma ci sono i servizi da dare ai cittadini. Continuiamo ad essere per fortuna l'ente più vicino ai cittadini, abbiamo grandissime emergenze proprio nell'ambito sociale per i contributi alle famiglie e ai singoli in stato di disagio, l'emergenza abitativa
e il patto di stabilità. Vogliamo concretamente vedere come si attua questa riforma che è prevista nella bozza di legge di stabilità. Oggi appunto è uscito anche uno studio sul Sole 24 Ore dal Centro Studi Sintesi di Mestre, che ha fatto delle simulazioni sulle città capoluogo ed è legato appunto al fondo crediti di dubbia esigibilità. Vogliamo un po' vedere se sulla stragrande maggioranza dei comuni può dare qualche vantaggio. Non c'è ancora del tutto chiaro questo. Eccoci qua, sono tanti punti, è una questione abbastanza Sì. pesantina. Allora vediamo un po' di fare quali sono gli aspetti che secondo lei dovranno essere affrontati assolutamente con urgenza e che lei si auspica, rappresentando il Veneto, che vengano anche affrontati. Allora, innanzitutto Elena, giusto perché insomma, per esprimere anche lo stato d'animo che è un amministratore che fa parte dell'ANCI in questo momento storico, io veramente con spirito di servizio opero all'interno dell'ANCI per i comuni del Veneto, perché io credo che ci siano tanti bravi amministratori che veramente si impegnano sul territorio e che cercano di dare dei servizi alla collettività con tutte le difficoltà che ci sono, ed è proprio questo lo spirito che mi anima nel portare avanti le battaglie proprio per difendere il nostro territorio, perché questa deve essere la nostra funzione anche nei confronti del governo centrale. Noi capiamo che c'è una situazione difficile, che sono in atto tutta una serie di azioni per ridurre la spesa storica che c'è sempre stata in Italia. Il debito italiano è elevatissimo, vediamo anche l'Europa continua a dirci che bisogna ridurlo, quindi ognuno è chiamato a fare la sua parte, quindi nessuno si vuole sottrarre e non si rende conto della drammaticità del momento. Ma è altrettanto vero che si va a tagliare dove ci sono delle possibilità di farlo. Non dimentichiamo che i comuni sono comunque degli enti vicini ai cittadini che danno dei servizi e che soprattutto nel Veneto hanno poco personale, perché nella maggior parte dei comuni siamo sotto soglia per quanto riguarda il rapporto tra cittadini e dipendenti, e si cercano di dare dei servizi tenendo conto delle esigenze del territorio. E tra l'altro un momento storico dove i cittadini, soprattutto da un punto di vista sociale, chiedono di più, visto anche il mercato del lavoro in questo momento come viene ad essere, e nello stesso tempo noi invece incominciamo ad avere meno risorse. Quindi in questa grandissima difficoltà tentiamo di dare comunque delle risposte ai cittadini, e questa è la grande sfida che noi adesso dobbiamo affrontare. Che ostacoli vede nel governo, in quello che sta promettendo il governo, nella legge di stabilità, in quello che si sta facendo? Viene incontro alle vostre esigenze come aveva promesso, perché poi ricordiamolo sempre che il Presidente del Consiglio è stato sindaco per cui Sì, appunto il sindaco di Firenze appunto, è diventato Presidente del Consiglio. Io quello che vorrei di più nei confronti degli enti locali, dei comuni, è sensibilità, proprio perché noi siamo poi lo sportello a cui poi accede il cittadino, e quindi diventiamo veramente il trade union tra le istituzioni statali e il cittadino che è sul territorio. E poi mi aspetto che si vada in realtà a colpire dove bisogna andare a colpire in termini di sacche, di spese inutili, non dove ci sono dei servizi che funzionano e che magari vengono messi a repentaglio in crisi perché bisogna ulteriormente sottrarre delle risorse, quando invece quelle sono indispensabili per mandare avanti un determinato servizio sul territorio. Esatto, quindi sappiamo, anche il profano che non ha detto i lavori più o meno sa dove sono queste benedette sacche, dove ci sono questi problemi tutti quanti ben concentrati e dove viceversa non ci sono. Ne sono consapevolissimi i sindaci ma anche i cittadini che vivono nei determinati comuni. È mai possibile che, siccome poi tra l'altro in certi comuni sono verificati, continuano a verificarsi anche in questi giorni emergenze, non si vada decisamente ad intervenire senza tanto tergiversare e perdere tempo, che poi i danni sono peggio, cioè è più oneroso porre rimedio ai danni che si provocano che non diversamente, agire su una liberazione dal patto di stabilità, per esempio, insomma, fare urgentemente determinati interventi. Beh, quella è la cosa che continuiamo a chiedere. E cosa, perché non, i cittadini si chiedono, ma perché? Cosa che blocca? Sì, perché ci sono mille esigenze in Italia legate al fronte della sanità piuttosto che al fronte degli ammortizzatori sociali, a quello delle pensioni, quindi gli ambiti di intervento sono i più disparati. Però bisogna valutare che ci sono anche delle priorità. Allora, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza idraulica del territorio, sì, bisogna entrare nell'ordine di idee che è inutile intervenire post con i risarcimenti, quando in realtà si dovrebbe fare prima. È che si tenta sempre di dire, ma insomma, speriamo che vada. In realtà non è così, perché poi ci ritroviamo a dover affrontare sempre i soliti problemi. Questo non ci agevola,
è sempre la questione burocratica, perché io sfido chiunque a rispettare le norme che ci sono in questo paese e cercare di fare le cose in maniera rapida. Dopodiché uno dice, beh, ma puoi fare anche a meno di rispettarle, fai. Eh sì, però dopo devi rispondere di fronte alla Corte dei Conti, devi rispondere di fronte alla magistratura, che giustamente fanno il loro lavoro, però le regole che ci sono, i capi che ci sono in questo paese rendono veramente difficile l'attività da parte dell'amministratore. Io con questo non voglio dire che bisogna piangersi addosso, io sono la prima che dice bisogna battagliare e bisogna portare a casa il risultato, però per dirvi le difficoltà che ci sono per arrivare ad un determinato traguardo, perché da fuori uno dice Madonna, è possibile che non riescano? Sì, tra mille ostacoli si cerca di arrivare ad un risultato, però non sempre, quando tu devi rispettare anche in termini di scadenze, in termini di procedure da rispettare che richiedono dei tempi che alle volte sono di mesi, e intanto il tempo passa però. Assolutamente sì, ma non c'è la sensazione che, siccome lei giustamente ha sottolineato, ci sono tante altre priorità, è vero, c'è una marea di problemi, il nostro paese è il problema, quindi una fragilità critica su tantissimi versanti. Come quei soldi di cui si parla, se non altro liberami quei soldi che io ho cantonato, io comune virtuoso, ho cantonato con tanta grande parsimonia nell'arco di tempo, quei soldi nella tesoreria dello Stato non ci siano proprio più. Perché a questo punto è questo che viene da pensare, cioè non ci sono più, non esistono minimamente, io dovrei darteli ed ecco per questa la difficoltà oggettiva. Sì, allora, in realtà sono due ordini di ragionamenti. L'uno che riguarda la spesa corrente, dove in questo momento l'azione del governo è indirizzata a fare dei tagli. Allora, in questo caso, pensare di andare a tagliare ulteriormente sulla spesa corrente, per carità, ci possiamo sempre mettere mano, però poi dobbiamo capire che determinati servizi non possono essere più dati, quindi siamo tutti d'accordo che dobbiamo risparmiare, però poi dobbiamo renderci conto di quello che diamo al territorio. L'altro lato invece sono le spese in conto capitale, cioè quelle spese che vengono fatte in termini di investimenti, di opere pubbliche che riguardano il patrimonio. Allora in questo caso quello che si chiede non è maggiore disponibilità economica, quello che si chiede è che non ci siano i vincoli del patto di stabilità, che ti impongono di non spendere. Ecco. Allora quello che noi continuiamo a chiedere ormai da anni, ma io spero che ci siano delle aperture e sembra che ce ne siano, è eliminare determinate spese, escludere dal patto di stabilità, proprio quelle legate alla sicurezza idraulica, piuttosto che la messa a norma delle scuole, piuttosto che la sistemazione delle strade, perché poi se un sindaco non provvede a mettere in sicurezza gli edifici pubblici e le strade, comunque deve rispondere, anche da un punto di vista di autorità di sicurezza pubblica. Quindi veramente ci troviamo su più fronti a dover rispondere. Quindi ha la responsabilità certo. di fatto, cioè quindi è responsabile dal punto di vista civile e anche penale, tra l'altro se non erro. Sì, certo. E quindi è una cosa importante, però ha le mani legate, non può farlo. Quindi non, c'è il paradosso che noi continuiamo a dire, e credetemi che non è semplice a livello romano andare anche a spiegare nei tavoli con i vari burocrati che seguono, spiegare la situazione dei comuni. Loro dicono ecco, non è semplice. No, loro dicono che, perché sono anche andata, loro ti dicono sì che la capiscono, che è dura, coraggio, dai, sì, però ci siamo noi sul territorio a dover far quadrare. Ecco, cos'è che secondo lei c'è una volontà di non voler comprendere perché ci sono altri interessi o proprio non credono alle oggettive difficoltà dei comuni perché vivono in una realtà sotto, vabbè, da Roma in giù dove c'è il disastro, salvo pochi comuni che c'è, pochissimi che eccellono. Allora io penso che di consapevolezza ce n'è, perché non c'è gente stupida che ci amministra, conoscono bene la situazione che c'è sul territorio. È che io sono convinta che comunque nel Veneto dicono, bah, comunque è gente laboriosa, ce la fa, comunque si rimboccano le maniche, comunque sì, magari possono protestare, però alla fine fanno. A differenza magari di altre parti d'Italia, dove non c'è lo stesso spirito così fattivo, collaborativo o comunque che ha voglia di fare, per cui insomma c'è anche un altro tipo di approccio. Io penso che l'idea che diamo noi di Veneti, che comunque lavoriamo, che comunque cerchiamo di andare avanti, faccia pensare anche a livello romano di dire vabbè intanto che vadano avanti. Quindi è diventato un boomerang praticamente, che si voglia o che non si voglia. Sì, è che ce la mettiamo sempre tutta per cercare di arrivare alla soluzione di un problema. Lo vedo io come sindaco, ma io vedo anche i miei colleghi. Quando noi ci troviamo di fronte ad un problema
in maniera creativa si cerca di arrivare alla soluzione del problema, vedendolo in maniera diversa, cercando le risorse altrove, cercando di spiegare anche al cittadino come funziona, quindi attraverso il dialogo con tutte le difficoltà del caso. Però non è un atteggiamento di chiusura per dire questo non è un problema, non mi interessa, che risponda allo Stato, dov'è lo Stato. In realtà siamo noi poi che cerchiamo di dare delle risposte ai nostri cittadini, anche per una questione di coscienza. Infatti, sì, infatti dall'altra parte c'è proprio il delegare, che faccia, oppure come tanti, la mancanza di lavoro è colpa dello Stato, cioè non cercare di trovare una soluzione oggettiva. Autonomia fiscale, accennava la Presidente Pavanello, ovvero? Che sulla Carta Costituzionale i comuni sono degli enti autonomi, in realtà poi se noi andiamo a registrare la situazione di fatto non lo è così e lo è sempre meno, nel senso che ormai le entrate vengono decise dallo Stato, quali entrate debba avere un comune. E poi non preleva anche un pochettino lo Stato? Beh certo, ad esempio una parte dell'IMU va a Roma, poi ci ritorna sotto forma di trasferimento, ma poca cosa insomma, ma poi pensiamo anche tutta l'IRPEF che noi versiamo che va direttamente a Roma, quindi non passa neanche per il comune se non magari un'addizionale. Quindi le entrate vengono decise, le spese vengono anche decise perché ti condizionano in mille modi, per cui alla fine di autonomia in realtà ce n'è poca. Quello che si dice è se deve essere autonomia, autonomia sia, cioè che venga data la responsabilità a chi amministra di decidere quelle che sono le entrate, quelle che sono le spese del proprio comune in base ai servizi che vuole dare, in base al tipo di approccio che vuole avere nei confronti del cittadino, quindi questa si chiama autonomia. C'è autonomia di gestione e in questo momento storico non c'è assolutamente. C'è una volontà condivisa, quindi a parte voi come Veneto, ma di parte di altre ANCI, anche a livello nazionale, che viene affrontato in questi giorni, per avere un'autonomia maggiore dal punto di vista fiscale, o non c'è proprio questo interesse da parte di altre realtà? Perché quello che tanti dicono è che i comuni del sud, le ANCI del sud sono molto unite per portare avanti certi progetti, certe vision, mentre al nord c'è più frammentazione. Beh, io dico sempre questo, che al di là del partito politico è vero che nelle regioni del meridione si fa maggior squadra rispetto anche al nord dove tendiamo ad essere comunque individualisti. Forse questa è l'altra faccia della medaglia, nel senso siamo persone molto attive, molto laboriose, cerchiamo la soluzione ai problemi, però tendiamo a fare magari troppo senza cercare una rete, senza fare gioco di squadra come invece riescono in altre parti del nostro paese. Quindi l'impegno nostro dovrebbe essere anche su quel versante. Però è altrettanto vero che noi non perdiamo occasione a livello di riunioni piuttosto che incontri o cercare anche proprio momenti di dibattito, di dialogo per far presente la situazione del Veneto. Adesso anche di recente che ho avuto il piacere di rappresentare l'ANCI Veneto a Roma di fronte a Fassino e gli altri membri dell'ANCI nazionale, io ho fatto un intervento che magari non sarà piaciuto a altri miei colleghi del sud, però io ho difeso i comuni del Veneto chiedendo ad esempio l'introduzione dei fabbisogni di costi standard nei vari trasferimenti, quindi non così a pioggia, ma che si tenga conto della situazione veramente oggettiva delle varie realtà e dei costi che sostengono e vi posso garantire che i comuni del Veneto, ci possono essere sempre le eccezioni, però sono altro che virtuose rispetto ad altri comuni e quindi ho anche richiamato Fassino, che era lì presente, che mi ascoltava, ribadendo il concetto, dico guardate che il Veneto ha questa situazione e la sta chiedendo a gran voce, quindi un minimo di sensibilità nei nostri confronti deve essere dimostrata. E dicevi non è stata accolta molto bene da altri comuni del resto d'Italia, da cosa se ne è resa conto? Ho visto dei miei colleghi che hanno incominciato a dire ma no, ma cosa dici, no, ma per noi invece i costi standard sono inutili, non servono. Dico, io rappresento la realtà, il mio territorio, rappresento i miei comuni che hanno questa necessità, che non vogliono ulteriori tagli perché possono essere fatti da altre parti e non nei comuni veneti, che hanno bisogno dell'introduzione di costi standard. Io rappresento la mia regione, i miei comuni, poi gli altri rappresenteranno le loro istanze, però in un tavolo nazionale io sono delegata a fare questo e lo faccio fino alla fine. Ecco, secondo lei sarà riconfermato in questi giorni Fassino per un sentire condiviso che ha percepito anche a Roma, oppure ci sarà un cambio di vertice? Ma potrebbe essere che rimanga lui, nel senso che proprio visto il momento storico non semplice da gestire, potrebbe essere che per una questione di stabilità anche nell'ambito dell'ANCI si tenga
questa linea e quindi questa figura, però questo non toglie dal fatto che come ANCI Veneto noi la nostra voce la facciamo sentire. È vero che dobbiamo fare squadra con le altre regioni, soprattutto del nord, ma lo dico anche con molta chiarezza e con molta franchezza. C'è possibilità che la facciate, cioè con Lombardia anziché Emilia-Romagna o Piemonte e quant'altro, c'è possibilità di fare sistema? Ma io la Presidente, abbiamo una Presidente ANCI che è molto battagliera anche lei e sono convinta che da questo punto di vista potrà allacciare dei rapporti, ma sicuramente deve essere lo spirito che ci deve portare avanti. L'importante è che i comuni sfiduciati dalla situazione non dicano beh non vale neanche più la pena farsi rappresentare dall'ANCI. Che ce ne sono alcuni fuori perché ci sono stati, ci sono dei comuni che magari manifestano questa difficoltà che abbiamo tutti del resto e magari si può pensare che le associazioni così di rappresentanza come può essere l'ANCI in realtà non riescono a portare a casa risultati. Io vi posso garantire che c'è un grandissimo sforzo proprio perché viviamo tutti in questa condizione nel cercare di far valere quelle che sono le nostre istanze, tenendo conto che davanti a noi abbiamo altri soggetti che hanno esigenze diverse dalle nostre, che magari la pensano in maniera contrapposta rispetto alla nostra e quindi noi dobbiamo cercare di far valere anche con la mediazione, quelle che sono le nostre necessità. È vero che tirarsi fuori e isolarsi come comuni non è che alla fine permetta di arrivare ad un risultato però. Anzi, più isolato sei, peggio è, alla fine meno riesci. Perché hanno la meglio gli altri? Esatto, hanno la meglio gli altri che fanno massa critica. Andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo perché ci sono altre questioni molto importanti che devono essere affrontate.